Caros amigos, hoy escoltate una hora de melodía. Sempre mi vas a dar esa idea. Un istante solamente e mi vas a dar esa idea. Amada mia aldea, chi mi lagate presente. Ma mi occuperà esa fantasia. Esa mi va decisamente, mi occuperà esa fantasia. Chi non mi sei
si schidada con sa mente fresca e pura. Soma zero si schidada dolcemente fresca e pura, ma dolcemente fresca e pura. No pasa la guisa figura de sale no pasa la guisa figura de sale Forza e bellezza, su canto in re, este pure su nome di questa trasmissione. Seso a sa puntata questa de duso, sa seconda puntata de in re, poi si contai, si storia dei cantatori, dei cantus, del suo mondo, di questa ricchezza manna che tenevo su noi in sa terra nostra. E devo subito tornare grazie per questa forza e bellezza che Santi Donao, i vocisi, questa de Gianni De Nanni, questa de Antonio Porco, grazie a vosaltros e grazie a Meda, a un altro amico umano che suona la chitarra, Tore Mazzau, e un altro musicista che si sta accostato già di ora a questo mondo, e devo dare grazie a Salvatore Podda. E dunque, con vosaltros, mi vengo subito a conca che sono già in pari 40 anni, contenti de cantus e scurtendi cantus in televisione. Proprio un so 85-86 devo cominciare e su già ci vianta. E dunque per me è un pregiumano pensai che oggi dopo 40 anni potevo fare una trasmissione televisiva tutto dedicata a questo mondo, ma non scetti poi si vai a ascoltare i cantus. Poi questionare, poi entrai a intro, devono sempre in maniera funguda a si contare i testi, questo mondo bello della gara. E dopo devo fare grazie a persone che con noi collaborano, che sono esperti, che conoscono bene sul mondo del canto sardo. E intanto che dicesti oggi, in noi comincia la seconda puntata, dunque grazie a Salvatore Carboni, a Nino Manca, che conoscenti bene questo mondo. Daniele Gialla, che ci viene in puntata, la prima puntata, ma da torrai in questa prossima puntata. Dunque, con isso si contava su un pago di questo mondo, ma si tu contava pure grazie a il filmausu, a schedas tecnicas che entrano e si contano sa musica e testus, su canto, sa tecnica e tutte queste cose che su professori Marco Luzzo, impari a Paolo Bravi, anti preparavo questa trasmissione nostra. Dunque intrauso in questa puntata, si può essere ci sei tranquillo, in noi più di un'ora impari a contare di queste cose e cominciamo subito a entrare in questa maniera. In questa prima puntata si sono domandati su via sta gara, i testi di questa gara. Devo ma voglio contare, poi tornare a piccare in mano questo filo che ho cominciato in questa prima puntata,
poi si zerriata ancora oggi gara se non si vince nuda. Forse in tempi passati questa gara ci via da qualcuno premio, poi scantatori, sì. Ma noi non è sto prosaici. Poi si cheusu a zerriai questa bella ricchezza dei scanti, che ci punti più di 12 canti che si fa in ogni volta, si cheusa a zerriai gara, Salvatore. La chiamiamo gara, intanto avete la terminologia su come vai a dare in Salim Basalda, in tutto questo che riguarda questa tradizione, se cambia piano piano, o fortuna. Questa è una fortuna che cambia piano piano. E poi questa gara non è finita, questa gara è per sempre. Su premio è per sempre. Su premio è questo soggiorno, questa espressione e su commento di chi ascolta. Questo è il suo premio. E dunque, sacando su pubblico, sta gente, zaccarra da bene, questo attore di questa recita, su pubblico non è estraneo, è uno dei suoi partecipanti, dei suoi ufficianti di questo rito laico che è questa gara chi terra. È un announce, la prima puntata, io c'è il Mapolli Torrai, poi de importo, Ciri, Candesti, Nino, che se poteva normalizzata questa gara, con tutti i canti che conoscevo soi. In su tempo si è modificata, si è aggiunto canti nuovi, è un nao sa corsicana, su Vadiesis, e tutto questo canto. Non è che si è cominciata a normalizzare in su tempo, in su Novecento, fino a questa gara che conoscevo soi. Ma dalla prima registrazione Camus degli anni 30, quindi canto in re, poi Bessa Nuoresa, e vado a pensare registrato Desiperadas in Lugodoresu, in Caldoresu, e Muttoso di Amore, e Si bemolle, fatto da Pedro Bocchetto. Questo sono storie storiche proprio. Poi magari sicuramente poi della guerra siete cominciati a fare in un repertorio più ricco, canto re nuoresa, muto, con so caldo de caduresa, diviso, cantato su un pare in un'unica situazione, caduresa, bilognana, sul secondo re che è sempre stato, che è la cosa più importante di tutto. Deso canto il noso, naramus sa corsicana che è dai su 47 che è entrata in suo repertorio, e poi mi pare che sia su 62 che in cui va da una contiera sempre su Padiesis, gente meda l'ha cantata per primo e registrata da Francisco Copello de Bulzi. Non è che è un'invenzione di Adolfo Merella, però un grande cultore che vede un cantatore a livello amatoriale, ha fatto pensa a qualche gara, Valentino Usai, e Tattari ha sempre nato, che è molto un corso di piacere che lei ha inventato isso e l'ha fatto intendere a Merella, e Merella se ne fu appropriato, l'ha fatto intendere a Copello, e isso che ha inventato il suo Padiese non l'ha detto ufficialmente mai nessuno. Però su Padiesi in Aramus è un passato già più di 60 anni, 63 anni dell'invenzione di questo. Poi altro canto a volte si va, Tarantella Sardignola, che è un stato fatto è registrato da Chelo e Canu fine anni 60, però non fa che ne basta sempre di suo repertorio, qualche volta dipende sul pubblico che bestia, la zona in sue cantende. Però principalmente questa cosa che più la gente apprezza del re nuoresa muto, questo tradizionale, è suo cantico classico. Nino no, re nuoresa muto, dunque è sa trasmissione nostra, che si serra in re, d'ogni puntata, a fai in maniera bruso forti una regionata a pizze questo scanto. Se in questa puntata, questa seconda puntata, abbiamo a fare una regionata a pizze sanuorese, questo canto. Però prima di entrare entro di questa regione, dobbiamo voler Tore, siccome ti questionavo Nino e Totto, delle registrazioni discografiche, le registrazioni che si fanno con questi strumenti che abbiamo in noi, in questo bello studio televisivo, che si contano proprio le evoluzioni che c'è stata, questa tecnologia, può registrare i canti, può storare ascoltare, può imparare meglio. E ruolo attento sa incisioni discografica, sa incisioni con il nastro e sa televisione, posso canto sardo. È stato un cammino graduale. Quindi già dall'inizio noi, grazie a Gabriel,
sostanzialmente, su 22 teniamo la prima registrazione di una cosa che si potete accostare a su canta chitarra. Gabriel vede un personaggio particolare, un studioso, formato in musica e quindi poi di estrazione garduresa, quindi vidi centrato su gardurese. Però grazie a questo teniamo inizio. Poi è andato bene Nino, sa consolidamento del suo canone, este in Sosanno Strinta, Gando, Sadri Murti danno, quindi Cossu, De Sole per quello, chi hanno inciso in questo anno, a cominciare da su 29, questa incisione poi sono vestite da 30, 31, 32, eccetera. E si è consolidato dando, sa più importante adesso scanto che si canta tuttora, si sono consolidati in questo periodo, quindi come ti ha accennato giustamente prima. Questo è un periodo importante, perché cominciano a vestire so 78 giri e sul fatto che una musica, l'ha nato in altre circostanze scuro, una musica tradizionale che vive da un momento che è cantata e che è prodotta, si vota da tornare a ascoltare, questo cambia completamente la didattica e sul modo puro che ci va a costare. Proprio è una modifica che tocca da sa persone, sul modo di accostare. E poi a seguire, piano piano, quando da suo disco siamo passati al registratore, al bobina, lo va nel registro dal gara dal vivo, eccetera. Beh, dando una svolta che ha creato un modo attuale di godere quest'arte. Chi a barra da sempre estemporanea, che è fruita come stiamo facendo noi, però la differenza è importantissima. Dunque, intrausu provincias in Sudema de Oe. Sudema de Oe è su canto a San Nuoresa. Cominciamo a questionare, a ragionare già adesso l'omini San Nuoresa. Poi ta si zerria da Icci, qual è questa motivazione? E ta cintrada con i snoresos, questo canto. Con San Nuoresa sono bintra proprio nuda. Come tal nato di un altro tipo di canto, un'altra conversazione che mi stento con te, su sa pistola fumante che dimostra che il te successo non beste e non penso che l'hanno cattare mai. Sa opinione prevalente è che siete di origine comunque logudoresa e non certo nuoresa. Poi Luigino Corso l'ha cantato in una data che si conosce bene in Nuoro e quindi gli potremmo attaccare pure questa etichetta. Però su canto è un canto logudoreso. È un canto in ritmo ternario, quindi in tre quarti, uno tempo del valzer per non farlo comprendere. È un canto che usa una metrica de verso settenario in decasillabos. È un canto che è partito magari piano piano, però poi in evoluzione del suo repertorio, come in qualche modo insidia su sa primogenitura del suo re, possa vastidade del salvo che si può scantare. Se attento un'evoluzione manna, quindi come è un canto che non è una cudarnedia semplice di tre accordi che potrebbe essere questa versione basica, è un canto che si presta a una serie di variazioni, modulazioni, che lo pone in una posizione inferiore solo a su re. Po canto è la possibilità a San Pietro di esprimere sul cantatore che deve cantare. Variazioni e modulazioni, pure non scetti da sa voce, ma da suo suono, da sa chitarra, Nino. Sì, come te a suonare i sono più importante, più vario cantenne, ma finza sonende come te passaggio. Infatti, e tutto. E va la registrazione bezza proprio di Sosanno 30, di un'aresa che ha fatto il gioco femminile Maria Rosa Punzirudu, che femmina e uomini se cantenne finza soe, tentano di vagare, della imitare precisa, che sono tramandata a un'aresa storica. Come altro grande cantatore Giuseppe Chelo ha elaborato un'aresa su un vaga modo su, che hanno fatto uno stile di canto su, difficile di vagare, ma proprio personalizzata. Quindi si può travagliare meta sia come boghe e come musica, come introduzione, come passaggio. È un canto importantissimo. Ecco, rispetto alle registrazioni, le prime registrazioni, se tu e tutto, Nino, non sei contenti, c'è stata una elaborazione, ci sono stati su musicisti o cantatori, dunque sa chitarristi o cantatori che hanno
portato innovazioni che tanti cambiata con su tempo, o è sempre uguale a come ti connota in sa prima registrazione? No, è cambiato meda sia come cantico e finza come sonata, come accompagnamento. Che poi torniamo su sonata ad arpeggio, sonata con sa pennina a chitarra solo, con sa fisarmonica deve tenere il sesto parametro. È cambiata bossa meda finza in sa dinamica, della velocità, prima vide meda più su melodiosa, però è sempre bella. Ed è cambiata finza tornando a sa registrazione bezza fatta sono anni 30 e poi gente meda che ha registrato sa gara in suo palco deve sabida con sa registrazione sa bobina so prima a nastro e gai bada finza a cantatore che magari non hanno fatto carriera, hanno fatto paga gara pure che noi siamo resessi in tutto il canto ma proprio vedendo di Nuaresa alla sicurare come e hanno fatto che non conosce né musica né cantenna né sonende hanno elaborato cosa bella che vi hanno sa gente da chi hanno gai ma chi sono chi hanno però è una cosa importante. Chi mi viene, dottore, i cantatori in tutto questo tempo, in sono 900, su canto di Adero, via da in spalcos e in logos, in comunità, via da importo per un anno de oi. E che viene i cantatori che hanno donato una innovazione, che hanno portato un carattere musicali, tecnica, proprio in su canto a San Nuoresa. Chi ne può dire un grande cantatore di canto a San Nuoresa, chi ne può dire adesso? Ma io la penso, come è nato un Nino, sì, se esempio di che l'ho vista tutto, un modello un brand nell'avvocato. E l'hanno fatto sul manno spuro, è un canto, chi si è cantatore manno, sa differenza si vede. Cioè, oltre a Surea, a altro canto, di San Nuoresa, un cantatore di grande valore, tiene questa possibilità di esprimere, che quindi qualche cosa di particolare, vi la pone sempre. Consideriamo che San Nuoresa è cantata in una scala naturale, ionica, di fa maggiore, e sono cantatori bravi, si la impitano tutta. Non vado un grado, un cromatismo che non toccano, ecco su modo. A differenza dei Surei, che danno una scala, che danno il settimo grado abbassato, che è una cosa particolare, incidentale, non è scherfida, non è un mesolidio chircato, è un mesolidio agattato per combinazione, per storia di come si è evoluto su canto. Però San Nuoresa no, San Nuoresa è una scala ionica perfetta e non vada nota o cromatismo di queste scale sono due che non è toccata da un cantatore che sia cantatore veramente. Su canto a San Nuoresa i cantatori si possono spaziare per qua compari, poi come su canto in re, come sa corsicana, c'è su do. E dunque possono giocare a Bogi, Leada o Furada. No, questa modulazione sì. Non è una bogreata come ti gusta del Sure, è un'alternanza. Però la modulazione in do, che non vale in do, sapete di un'altra scala completa che si può utilizzare, che poi tu per stornare a si scala del vago, si scala che ti serve di come potonare a aumentare che si è scantando una nuoresa. Comunque, certo. Oltre a su tempo de tre quartos, che la marca da diversamente da tutto l'altro scanto. Quindi i due si scala in una scantante, su tempus che si sta utilizzando e poi che deve storare a su re come introdotto su scanto saldo su tranne un'eccezione. Dunque, devo appunto proprio quando ho cominciato questa puntata, grazie al professore Marco Luzzu che con Paolo Bravi e altri studiosi anti preparati, ogni gira si preparano, ad ogni puntata si preparano una scheda filmata, poi comprendi meglio su Biri, proprio l'effetto che fai di questa musica, su questo, questo accompagnamento e tutto. E dunque se devo domando a sta regia, può piacere, si può trasmettere questa scheda che si è preparato su professore Luzzu e poi uso a seguire a regionale, a pizza su canto a San Nuoresa. Stella brillare
Su cantu a sa nuoresa, paris con su cantu in re, lassa sos cantadores liberoso de vaghe su chi cherene e su chi intendene. Si pote conoscere subitu ca su tempul de su cantu assimizzata a un valsera appena lestro. E il su secondo cantu de sa gara, pustil de su cantu in re e prima de sul muttoso. Sos cantadores faghendo alboghes, duos caminos in uesa melodia, palti da s'accoldu de su va, pro finire a re. In donzioghe si cantan dual versos de 11 sillabas, o si no, unu versu de 7 sillabas e pustisi unu de 11. Cando su primu versu est de 7 sillabas, su cantadore ripittidi sas ultimas sillabas de su versu. Cando sul dual verso sono de 11 sillabas, si canta commente sono iscrittos in sa poesia. Oioski che stella, chi che stella brillate se assade chi da mirada. Sos caminos chi sa melodia pode faghere varian, poden essere faciles o difficiles, longos o culzos. Chi terra armoniosa ancora suona e m'accompagna sa tua armonia. Prima de 11 oghe, su chitarrista faghet una picchiata, chi vini sempre un s'accoldu de va, ripitiu pro faghere a comprendere a su cantatore chi potet incominciare. Su cantu si potet accompanzare in dual maneras. In su primo, su chitarrista suona diversos accordos, con una regola armonica chi los pone parisi. In su secondo, pone fatto a sa oghe, tornando a fare sa melodia in sa In questa scheda filmata che ho visto c'è meda traballo di meda persone. È un professore Marco Luzzu, Paolo Bravi, ma c'è sa voce di Daniele Giallara, c'è su canto di Marco Manca e ho visto una registrazione che ho fatto in Santo Lussurzu, poi Imnos con Tore Mazzao a sa chitarra e Pino Masala sa voce. Dunque, Nino, tu non ha collaborato in questa, però alla SAU, come si dice, su Reggi Chitarra, poi a registrare questa chitarra da suonata Tore Carboni, tu ti traballau tutto in questa scheda. Tore, vieni e tradotto a preparare Marco Luzzu in questa scheda. Itta potevo aggiungi o itta potevo mancare ponni in craro di tutto questo che ho visto noi? Beh, intanto è bella la scheda perché fa un'iscomposizione che aggiunge alla analisi del suo canto. Sos colori diversi sono utilizzati,
fotografano micro al momento sul modo di cantare. E quindi è utilissima proprio per questa cosa. È uno dei trabalhos che si deve fare sempre, tenere su tempo, sulla gara, su inclinazione e le competenze al minimo, se bicchiere. Però è un modo bene fatto di analizzare su quanto nostro. Quindi consenti di voi di abbaidare su particolare, non è mica sì, no? Che vada una cosa che a suo cantatore mancare non l'andaia bene, oppure l'andaia bene me, vada come te la da sostenere sul momento che serviva. La cosa più bella del fare è appustisi quando si potete tornare a ascoltare o tornare a bere una registrazione. Nino, invece se tu veniri aggiungi in sa scheda che io vivo, ti venire da Conca, le cose che si è fatto bere Marco Luzzo in questo traballo. No, e si è fatto benissimo e si è piegato Enega, o è generazione nuova, non comprende i testi su quanto salto e intende, se non fai dente del nuaresa, come si canta, il suo cambiamento musicale e tutto. Quindi noi che potete aggiungere uno che si sta avvicinando può cantare, ma non solo può cantare, può comprendere i testi a gara chitarra e in specifico quindi sa nuarese. È un aiuto umano per comprendere, puoi studiare e puoi imparare. E noi pure però mi viene da Conca è una cosa a usato d'uso e si canta in questa maniera, si accompagna in questa maniera, ma itta si canta in San Nuorese. Quali punti il testo su che cantano De Pruso, un iscrinti oi, come questa cosa? Sì, qualche cosa si scrive dove pure, poi se in decasillabo questo è un verso, forse la poesia italiana è su principe, no? Quindi già sfatto di poter disporre di un decasillabo, magari alternato in settenario, quindi data possibilità, se tenendo 11 sillabi che poi possono essere 10 o 12 a seconda di come intervieni sa figura retorica. Però già tenere una possibilità espressiva maggiore, proprio possa qualità questa poesia. Noi su de tutto gusto montone, poetica e poesia che si può cantare in San Nuorese, io so scioperau una, grazie a Daniele Gialla da Casata Giudao, Andi scioperai, una de Pantaleo Serra, de Orticali, che ha scritto su 70, con Susanno Saicci, e come sempre a noi si piace pone in evidenza su questo e tutto. Mancano adesso cosa che cantano toi, però è bello ascoltare questo testo de sa voce de Grara Farina, che è poeta, e 78, attore, partecipa e organizza manifestazioni a pizza e sa poesia, a pizza e sa lingua sarda e tutto canto. È bello pensare come data lì mancai si venire a Conca tutto i portas caposato su da sesi ascoltata in iscanto dei cantatori quando cantano a San Nuorese e dunque sa domanda a regia te trasmette questo filmao. Chi terra armoniosa, ancora sona, e m'accompagni essa tua armonia. In tutto sagadura in Sanglona, Logudoro, Barbagia e Baronia, Marghine, Pianalza e d'ogni zona de gusta fortunata isola mia, che dicia spenasa e gloria suas sempre ha cantato con sa notas tuas. Quando non vido sa persone amata, pare capa in su coro una ferita, che mi turbata e agita sa vita, e giusto piacere nomitata. Ne paghe, fino a quando, s'adorata, presenza carissima non vita, e il socio suo sfisse appena, promite liberato di ogni pena. Beh, questo è un verso di una bella poesia che Salligio ha recitato, Clara Farina. E a pizza stesso, su mia da Pragi, subito a domandai a Gianni Denanni come te questo momento in moi a pizza si scrittura de i testi e tutto ci funti i suoi tutto est autori scritti poesia e come te dopo sempre torrai a Goa con su tempo o c'è la possibilità di cantare poesia al Noasa? Tu sei uno dei cose che scrivi, ma come te sul movimento in questo momento? Ma penso che sia da una cosa che dobbiamo fare, che
sa gente, me da volta si intendiamo, cantate sempre samantessi cose, da una vita. E sicuramente dobbiamo resistere a fare sa gente curiosa, a fare qualche cosa in noi, in maniera che ti sigano e si incuriosino i suoi pure a base, un cantante cose attuali, penso che io si deve cantare pure. Prima si cantava solo di amore, no? Che solo cantano di amore, come si deve cantare su che succede. Devo più che essere uno che chiede scrivere, che sa ite. Io so su che succede ogni dia e mi dà si punto per scrivere l'attualità. In maniera che sia a tempo, sicuramente sa gente di prima, gli ascoltatori di prima non bisogna più. Si chiediamo attirare questa generazione nuova e ho penso che su adesso sia importante, sia fare delle cose che succedono ogni giorno, che si può bene ogni giorno. Questa mi pare sia di adesso su una cosa di importo mannumera e devo questione ancora dei testi de oggi, poi è vero, su mera porta si intendeva ancora cantanti del secondo canale della televisione, a sa verità, i mondi tenevano mille pruso dei canali televisivi, dunque forse a parte questa poetica che è bella, delle poesie antiche, ma forse si commenti finendo Gianni De Nanni, va bisogno de vonni, poesia al Noasa, chi con tanta emozioni, si passioni, si cosa di amore, o chi succede ogni a dire, ma chi succede oggi, e dunque si può comprendi bene. Che sarebbe proprio del su de oggi, del su tempo de oggi, mi era piaciuto domandare a Antoni Porco. Antoni, come te, tu che avevi una carriera manna, tant'anni su de canto, dopo quando cominciavo a cantare, dopo cominciavo in 85-86 in televisione e con tu si sono attubiato mille volte. E dunque tu che conosci tutto questo mondo che è passato, tutto questo anno che è passato, come te, fammi una fotografia di oggi, come te sul mondo dei cantatori, e del suo canto sardo e dei giovani su oggi. Questo è un tema che si interessa a me. Buonasera a tutti. Non credo con subordine che sa verità, che mi dà tanta cosa da narrare. Che narrare che su quanto è soffrente, purtroppo è in sofferenza per tante cose, ma una delle basi principali è che sono cambiate le generazioni. In comitato non bisogna più di ma figlio mio, e figlio mio la pensa in un'altra maniera. Purtroppo l'educazione che abbiamo dato, e questo lo dobbiamo alla generazione nostra, in domo, in scuola, imponiano di fare dare l'italiano, guai a fare dare il dialetto. Quindi è successo che so piccino non hanno imparato prima di tutto a fare dare il dialetto. Quindi noi non poniamo a cantare e non comprendono su che siamo andando. Questa è una grande perdita. A pizza e gusto di now, Antonio, in una manifestazione del Mare Minera, quando è venuto Gianni De Nanni, andava proprio una cosa bella, che è stato entro tanti posti, dove Vince sa entro sul film, che andava in domo, se questionante in italiano, poteva pensare che ci diventiamo più intelligenti. Invece non è vero nulla, non c'entra nulla questa cosa. Ma è ancora la limba nostra, che devo linare una limba a Sosaggio, la limba nostra ha tutto su chi bighere in sa grammatica e in tutto. Quindi chi è che fa dare in Sosaggio, chi fa dare pure l'italiano. Se uso in noi che stiamo usando come una lingua normale, questa cosa che si interessa dei viewers, che si usa è una lingua normale, non è speciale. Come origine, Deo sono anche in Tattari, vivi tu sempre in Tattari, fai 2 anni su Tattareso. Qualche collega, uno che mi intende fare dente, si meraviglia da canale. Su Tattareso non parla mai a fare dare sul locutorismo. E poi Tattari non è in Sardegna. Certo. Tattari in Sardegna, che sono tra i bides. Torniamo a su canto. Io torno a sempre porre su guardi che è la verità. Che so invitare, so giovane de come, ma non tanto di quello de come, finché da so che inventano. De tornare in seguito appena questa memoria e tornare a questa tradizione nostra. Questa tradizione non si deve mai abbandonare.
Devo non lunare buona mia, questa carriera mia, grazie a Dio, è finita nel senso buono, Naro, che ancora cacchi yoga è reso alla cantare, cacchi gara è reso all'affrontare, e finché sai come, poi finito sempre in crescendo, grazie a Dio. E niente, solo gusto badenare, torniamo a questa tradizione, non tracuremo questa tradizione, perché questa tradizione sono la base della cultura nostra. Sa ricchezza brumanna che tenemos. Sì. Sa ricchezza brumanna che Cacchi tenemos. uno che si permette di cantare qualche cantone nuova, e chi non è presente, chi le sa il fare e la canta. E Dio si scende sempre novità, se so che è un molto lungo, prolungato, no, che è scritto 60 anni fa, che però va da questa cosa attuale, purtroppo desandamento italiano, Naramugai, in confronto. Ecco. Io so pregando, so giovane, di non perdere questa tradizione. Da voi, no, con culto non cazzonare che devo essere invitato a cantare o te remazzao o cudo, no, tutto, questa tradizione deve essere. E fruttiamo so giovane che amo come, e cultiamolo. No, ma danno, cantatore fu Mario Scano, chi è lui che fu cantatore Mario Scano? E chi lunare che non fu cantatore? Però, come non dobbiamo accontentare di ciò che bisogna come, e ascoltarli, ascoltiamolo, chi hanno valore, canto e gudos, damoli la possibilità di lo ascoltare. E gai vai adesso sui strumentistas, sia fisarmonica sia che chitarra, ma dando si canta io da chitarra sola, e si intendia sa mucca olende, sì, si intendia sa mucca olende che vivo sa in bigento in giro sa 600 e bindai a 3 de macchine, come binda battere in ogni famiglia. Sul mondo è giusto, però È tutto amo pieno soriglia de rumore strano. questo fonte fueddo su de Porto Mannumera, che una persona come Antonio Porco che conosce bene questo mondo, nata di avere con coscienza, grazie per questo che hanno Antonio. E Tore Mazzao, è questione in questa puntata, in questa prima puntata de tecnica, come si usa a suonare la chitarra con il suo plettro, con i dirus, con la fisarmonica e tutto canto. Sa tecnica cosa tua è come da si imparare a undi e canto, e poi tu non suona da città a plettro, ma diversa maniera, sa no? In realtà lei ha cominciato come chitarrista a plettro e so si chiede sempre come chitarrista a plettro. Che babbo mio, a Belze, servo subito una parentesi, babbo mio suona la chitarra e suona da plettro. Per cui tenda isse, ha potuto giocare a Pappi di Romo, ecco. E ha poi cominciato a suonare a plettro. A Pappi tu però ho fortuna di conoscere personalmente a Teodolfo Merella e Bruno Merella e mille altri suonatori più o meno famosi, Michele Senese per esempio, e tanto suonatore di buttichino, come si chiama in Italia, i sostelleri in Tattrica e all'Università di mia e Biccia d'Agussa. E niente, mi sono appassionato e innamorato meta di questo genere d'arpeggio e chico di adattare a sa mano mia s'accompagnamento o pezzo di solita che fa chiede pure Teodolfo Merella, trattende sa pennina, so due primo poddi che se so satro chi scende di suonare sa tra corlas, come su nome esatto di quella tecnica io sono autodidatta al 100%, non ti dico narrare, però mi sono abbizzendo che anzitutto soddisfazione grande mia, ma soddisfazione di chi c'è pure, per intendere, due generi, se si può narrare casi, due generi sono nati in contemporanea, ecco. Tore, tu sei autodidatta, però tu sei maestro di chitarra. Tenisi possibilità di imparare giovane, usare costare, non ti piace questa cosa? No, mi fu piaciuto. La verità è che va pure provato. Però bisogna essere realistici. Io non so adatto per questo insegnamento. Io tu mi dai una chitarra, devo trovare finza, saccando di nevassa sagana, su mattessi giro, finza saccando non ti entra in concaene. Ma insegnare è un'altra cosa.
non è semplice, uno vuole andare pure anche, ma lì che fa che tu è, lo vuoi imparare a sosattero. No, perché tutti che non leggere e scrivere. Provate a imparare a leggere e scrivere un pizzino del battero di Gimbanno, se non avvisate subito la difficoltà di che beh. Beh, chi è predisposto all'insegnamento è o no? Tapannare in più su vizza mia, sa minore, quando fu proprio minoredda, babbo la chitarra, vi sta saccando, vi l'ha comparato una bella chitarra pure, con spalla mancante, elettroamplificata e tutto quanto sorello. E la scritta a scuola civica, proprio per te, è o non so adatta all'insegnamento, bisogna essere, narrare questa cosa come tesuni, ecco. Però ripeto, Ico Vaghere tantissimo modulo, so de tantissimo chitarrista, suonatore, tu mi domandi se E in ci devo ascoltare ti vedo fare a Tio Nicolino, Gavizza, Aldo, Merella, e io te ne riesco a fare tanto, non tutto, ma tanto se riesco a lo fare bene pure. Però a imparare la gente è un'altra cosa, è un altro discorso. Anda bene. Dona sul microfono a Salvatore Mascetti, poi buon a posto, Salvatore Modda d'Euroteddi non polizionai e dunque anda bene, ci vedo buoni si scetta a posto sul microfono, ma mi va piacere che Issu, che vive in Barbagia di Nugoro, in Euroteddi, è uno, mi viene a rendi proprio che è uno dei sul logos in Barbagia, ha una passione manna su canto sardo, in cui si hanno sempre organizzato gare, si sono andati i scantatori, e forse se poi gusto che già è 24-25 anni a oggi, Salvatore Podda sta suonando la fisarmonica, accompagna da garas de canto, e in moi sappa domandare può precedi si poteva cantare un canto a Sanoresa, dunque visto che è su tema di questa puntata di oggi, voleva aggiungere anche qualcosa? L'argomento di Sanoresa che cantiamo, sì, che è una poesia di Larenzo Rieschi, di Ploaghe, che non c'è stata mai incisa. Io e Antonio l'abbiamo cantata per questa bossa, che la verità è che questo uomo l'ha dato a Antonio, questa canzone, non è stata mai cantata. E tanto non siamo posto e l'abbiamo cantata per la nostra di visto su palco. Fai del suo sentimento più nobile, del suo sentito più nobile, l'amore. E noi che si fa del primo amore, tra la cosa più importante, che è un amore che non è corrisposto da questa femmina, questo si è innamorato di questa femmina che non le corrisponde con questo amore. Un tormento umano. Esso è un tormento umano, però di una bellezza, di una profondità. Là si sa intendere. Iniziate a intendere su un preceri, poi a posto sul microfono e se ne potete pesare, poi si contai, si fa intendi. Questo bello canto a Sanoresa, della voce di Antonio Porco, della voce di Gianni De Nanni, la chitarra di Tore Mazzao e la fisarmonica di Tore Podda. Canta bene mi danza, anche la mia che non incontro e che gira gara. Canta bene mi danza, anche la mia che non incontro e che gira gara.
so io mi se scara avio te so io mi se dove vivesse in me promili fidata ora in mezzo amore angelicata. Dove vivesse in me promili fidata ora in mezzo amore angelicata, angelicata. Nada ora in mezzo amore senso de solitudine brame non vada es un duas animas unidas bello unida es un duas animas senso de solitudine brome non vada es un duas nasa unida es un duas animas unida.
tu è conmigo starmi e ti schida senti s'anima mia a non ma senti s'anima mia non cantamela mi dà anche la mia cantò d'incontro e che anche la mia cantò d'incontro e che gira sta cara e lo sa cantò d'incontro e che gira sta t'avrei manno che si ha donato, grazie a Dio, grazie a Dio. Devo la verità, tengo un'ammirazione manna, per tutti i tuoi cantatori, Antoni e Poggianni, poi entre essi, in questa voce del soro, c'è una forza manna e una passione che non tiene fine. E sta lì, no? C'è due cose che bisogna può cantare, boga e passione. Senza gusto non si può fare nulla. Grazie e comunque adesso, non ci hanno dato una dimostrazione pratica, concreta, perché noi possiamo teorizzare uno, no? Però poi quando tocca da cantare, bisogna il suo cantatore e il suo suonatore. E hanno dato la dimostrazione di questa cosa che abbiamo anticipato prima. Ti volevo domandare Si proprio scala questo. utilizzata Si scala completamente. Sa del va e sa del do. Questo si bemolle che usano l'attacco del sao che a bordo entrano in là e poi che vigano a mezzodono. Non è in cui combinazione, è in cui è una nota di si scala del va, prena, una nota prena. Invece su sol bemolle, che hanno utilizzato a metà del suo canto serve da tornare a piegare le saoghe, questo è un cromatismo, per esempio, è una finezza che non fa che parte di si scala, ma si usa dentro si scala per arricchire questa melodia. Quindi, vedi, tutte le cose che abbiamo anticipato non le abbiamo fatte intendere tutto. E sta lì, Cinino. È bello a lui usare, che io è una vita che sono, con Tore Mazzamo abbiamo cominciato pare con Gianni, con Antonio Porco, su Mattesi, magari Tore Pod è più giovane ed è cominciato da voi, bravissimo, hanno fatto una bella suonata e una bella cantata, però l'impressione mia è che quando Dio sto suonando, giustamente, tanta preoccupazione, pensiero sul cantatore, tanta cosa, non mi posso godere la bravura di questo cantatore, non che si da rionende, hanno fatto una cosa meravigliosa ed è bello, tranquillo, sezzido su questo fattore, si consente questa bravura, complimenti che sono pensato eccezionale, suonende e cantende. Poi ci ha pensato Tore Mazzao, lui a vai a ascoltare tranquillamente su canto. E cantatori
è un anno prima, no? Cantatore che ha anche fatto conoscetti su canto a San Morese, ma su canto e sa gara in generale. Noi ascoltiamo su ogni puntata a saberitari Deo Piu in Zaprimu che si devia Francesco De Muru che si raccontava un scanto cosa della carriera cosa sua, della carriera di Insandus come cantatore, della carriera di Oi come tenore lirico. D'ogni puntata attopiamo su cantatori che si ha donato un aggiuto umano a suo canto sardo, ha donato ricchezza e tutto canto. E noi ascoltiamo su Agostino Falchi. Agostino Falchi de Ardera, poi tenne più di 90 anni, e t'ha relato di mesi con Agostino Falchi. Ma Agostino Falchi è stato un grande cantatore, ha cominciato negli anni 50, Deo d'altro cantatore che lo gusto io è un uomo meraviglioso, poi per tanto problema non ha seguito, poi è tornato a cantare fino agli anni 70. So che vivete ancora, ma viene cambiato un po' sul tempo della gente, dei suoi colleghi e tutto, però ha sempre fatto una bellissima carriera e noi ha cantato sempre ed è stato apprezzato dai tutti, sempre come cantatore, ma finza come persona. E Torre, come andavo Nino a tento situazioni che non ti permettono di cantare sempre, di entrare, di essere sempre presente in suo mondo dei cantatori. Se tu con isso attento... Un appassionato la carriera che un cantatore resessi da fare o un strumentista puro non è l'unico elemento che tu devi tenere a conto. La carriera può essere influenzata in bene o in male da tante cose, ma sa razza adesso cantatore vivono 15 secondi se la comprende, se sei appassionato. E a me Agostino Falchi è un cantatore che mi è sempre piaciuto. Io questo manzano quando via in India ai noghe in macchina, ma poi ascoltato questa cassetta che ha fatto con Bruno Merella. E mancare le conoscere a memoria mi ha gratificato me. Questo è un derbaglio discografico che è il vestito di Desiderata, questo è un capolavoro, è una meraviglia. L'ha posta a inizio del suo lato della cassetta, quindi parti su un'asta questa Desiderata, che non è una cosa comune, ma in questa registrazione scateniamo questa estetica che la pone in coca sì. Invece no, è bellissimo. Quindi... ascoltavo su 2 minuti con Agostino Falchi, oggi, che ha più di 90 anni, se andavo a Don Busua, e poi vi vedo in Tatrin, le punti, mi pare, questa zona, non mi da ricordo proprio, se andavo a Don Busua, ma ascoltavo su Tasannao. La prima gara che mi viene in posto duro, fate tutta la gara che in posto duro danno una vagliana meta. Fagna Santo Ainzu, San Consolata, tanto Salvezza Sommastaio, tutto. E prima però fatte Salvezza Sargentiera, perché mai un parente mio che vede e con lei mi ha messo a cantare Sargentiera, con Marella, Deo e Cumendo, ma mi avrà capina, Giovanni Vinna, già è una via, più di 80 anni fa. Oh, devo una po' 91 come, Sono entrato a cantare a Boga Chitarra, come ti dicevo prima, a Santa Sabori che mi trae da voi. Fagli a fastidio a suo cantatore e pure a suo suonatore di chitarra, perché a chitarra sa che è nasce da Boga Chitarra. Questa fisarmonica va bene, hai uno che carrasai a qualche cosa, no? Carrasai a qualche cosa, qualche difetto. Oh, su quanto usato è mozzente. Tanto per un'altra, state disperata. No, mi ammetta che non si comprende nulla, è bella la disperata. Perché c'è andata di tutta una maniera, s'abbinata. Di amore, di fatto, e cosa che è. Dai, meta che non pica sopra sul palco. Ma già mi ammento che qualcuna. Bella in tutto lo spunto se grasciosa che è amante mia non per una. E in mese fiore su una rosa e in mese stella su una luna. Ue mostra sta faccia tua ermosa, bolla di fumo sa mala fortuna. Come che vista dentro, sa idea più su immortale si addea.
Però cantata è più bella. Agostino Falchi, c'è su Frati pure Francesco Falchi, grande grande cantatori, una famiglia di cantatori, potevo andare. Pizza su babbo canta io razza di proprio. Ausino. A razza proprio di cantatori, cioè, su babbo Abbiamo pure. pizza un paio di registrazione cantando su babbo. È bello però una cosa, Tore, che non sa prima puntata pure, quando sappo domandavo alle via da su momento, sanno de oro de su canto sardo, e ogni cantatori sanno de oro e sanno in soro. Ah no? Si ingannano la memoria, la musica mia pure mi la stessa cosa, che vedo sempre la gioventù mia, quindi è una cosa che dobbiamo accettare. Però poi, a parte sa brulla, si potrà ragionare di questo pure, cioè finza sai noi si potete argomentare che un periodo è stato felice, non fai dato già di questo, con dato un luogo oggettivo, e che invece rientra in questa libertà estetica e di gusto personale che non si può discutere per definizione. Se uso accanto a spacciare su tempo, a tenere su questa trasmissione nostra, ma te ma voglio domandare, in questo mondo, come ti ho chiesto l'importanza che attento a televisioni, a registrazioni, e discos, sa discografia, già dei 78 giri, si incomincia dell'industria discografica che si posta a incidi discos sardo 78. Tu hai arremonau Gabriel in una occasione, ma che di punti sei studioso su che oggi o in suo tempo passato, anti pensavo di iscrivere, di studiare, di divulgare su canto sardo, potevo arremonare qualcuno. Come ti si narra, come letteratura non è schibisi e meda in su canto a chitarra, però sa paga cosa schibisuno, secondo a mia personale, sono tutto valide. Io ho inteso a borta critica eccessiva sul sbaglio di uno, sul sbaglio dell'altro, eccetera. Io su chi ha potuto accedere, a parte che su Bago che abbiamo potuto ponere l'enciclopedia dell'Unione, però su altro sbaglio, che mi pare importante, su de Andrea Garpi, grande chitarrista, su Babbo de tutti i chitarristi acustici italiani, protagonista del suo folk studio, chi si è applicato, possa tesi di laurea, io studiai con Carpitella, ha fatto un bello libero su canta chitarra. Possa sa parte ambientale, antropologica, sono libero di Sabonanima di Giovanni Berria, sono bellissimo. E poi sul libro di Paolo Angeli, che può a mia personale, proprio un'opinione privata, o a me mi pare sul libro che ha centrato su sa maniera mezzo di raccontare, di contare i testi su canta chitarra. Poi, ripeto, ho inteso qualche critica pure, però penso che sia ingiustificato. Perché Paolo ha fatto un tribaglio complessivo. Ha avuto la parte tecnica, la parte sociale, la parte storica, di tutto ha dato con cognizione di causa e in modo letterariamente accattivante. Quindi mi pare su tribaglio più bello da leggere. Però, ripeto, su De Carpi è bellissimo. De Carpi pure, io lo conosco bene a Carpi. Carpi è una persona gentilissima, oltre che un grande musicista. Mi l'ho preguntato, perché qui ti ha fatto su del bello in questa maniera, ma a me mi dia, traduco in saldo, questo era in italiano, a me mi dia, sarà piaciuto pure lo fare con un approccio differente, però il professore mio che vi Carpitella, ma no, non lo deve fare in questa maniera, di ricerca sul campo, eccetera, e quindi certa critica a Carpi, che ha inteso solo certa gente, noater, eccetera, non tiene fondamento poca motivazione. Mi pare che Bernardo Giacobo pure ha traballato su canto sardo. Questo vedi un gruppo proprio di musicologo che arriva dai fuori, che è utilissimo di bie cose che noi da dentro non vediamo. Una cosa in Porto, va in Timoi, sono musicologi su Deoi, Marco Luzzo, Ignazio Macchiarella, Paolo Bravi, e Paolo Angeli, dunque in Meras, punti traballenti a pizzo di questo mondo del suo canto sardo.
Poi un che se sarebbe a spacciare questa puntata, però ma voglio domandare a tu e a Nino, e sicuramente Gianni Dennani sarà una cosa di importo, soprattutto che su iscrivi poesie, se scantoni, se no diventa poi canto come tu uso a intendi dopo con su canto che serra da questo attopio. Come te moi però sul movimento, a parte questo aggiunto che dona da Gianni Dennani, ci fu un teatro su cantatori, su altro poeta che scritti po' su canto? Un disco come te la a Nino, ma sono curioso da intendere su fare adesso pure. Questa è una carenza, in Nuaresa, che siamo facendo di Nuaresa, ma in altri canti o re, muttos in particolare, si canta sempre questa cosa bezza. Prima Baia grande cantatore, se poteva essere Mario Scanu, cantava una cantone, la cantava sempre con un traggio diverso e si intenditore chi da anno bevuti si accontentaia da che sa cantone passava da eseguire, sa cosa principale vedi il suo passaggio. O pure è gai, però gente meda che si sta avvicinando al suo canto salto, che dire pensa a comprendere sa per aulas, e se sa per aulas è sempre gussa, e tu non gli piega sul motivo del cantone, viene più difficile uno a s'appassionare. Una volta, tanto anni fa, che ho detto in un'altra capizza, hai fatto una registrazione, poetende e cantende. Prima ha recitato questa poesia, e poi l'ha cantata in modo che gente che custaia, che non fino appassionato, comprendeva da come funzionava la gara chitarra. E mi ammento di consumere una frase che mi ha nato viaggiando in macchina, ma è nato Nino dai 9 a 20 30 anni in Sardegna, cada è grandissimo cantatore, ma non cada essere più sa gente in grado di lo apprezzare e lo comprendere, che non comprendere sa per aula sa ana diventare importante canto sommetto de canto. E questa distanza bestia, come te so, pisello chi cantano bene, se ne pensano a cantare e cantano Canarino Avventurato, de Canto in Re, cantano sul secondo canale di Muttos, e questo è un limite, che la mandronia non fa che di studiare, si tenta su numero de vesta, però perché questa qualità si impegno, la professionalità si pensa in cui imparende. Tiene ragione, tra l'altro sapeva la giusta. È una mandronia intellettuale, culturale, che è sopravvenuta e aggravata pure. Ecco questa importante superazione chi cerca di pagare Gianni, chi è sensibile a questo aggiornamento del suo stesso. In realtà noi se teniamo questo feticcio, se uno va da un musicologo qualsiasi, gli pregunta su quanto usaldo come teste, canto narrativo è andato? No, su quanto a chitarra canto narrativo non è andato. Chi è il vero puro? Quindi l'uomo si confronta un canto su altre zone, in Sicilia, in altre zone dell'Italia, che tiene invece la tradizione su canto narrativo. Però gustano che renare che su canta chitarra, si storia sua, che è stato impermeabile, blindato, e non è abito i tubi vidi a fora. Mi dà un montone di esempi. Normalmente su canale può entrare visto il muttoso, può leggere l'attualità. Vado un mutto, subiato di Peppe Puceddu, grande cantatore di Sedini, di Ortueri, ma comunque vive in Sedini, e su Gimbanta 6, a Mesaustu, ha cantato un mutto supera il fondamento di Sandrea Doria, un attaccante italiano speronato in Atlantico, che vi ha fondato 20 dies prima. Si l'ha fatto in questo momento. E di questo esempio è importante, oggi lo canta Zoe. Fissa notizia sul giornale, è attuale. È andato un montone di Dio poi controllare la saldata, ma è possibile che Pucetto sia stesso canta lì, ma che tenso la data precisa dessa gara, una gara in Portigali, e ha poi controllato la data, manco 20 10, 2 10 di differenza, quindi vedi i centrati l'attualità in pieno. Bene, dunque questo lavoro che sta facendo Gianni Dennani, speriamo a Siganta, altri cantatori e altri poeti nuovi che hanno scritto proprio un po' il canto su questa gara. E Tore già ha remonato sul Muttos, questa puntata venidora adesso proprio dedicata ai Muttos, poi Sigheus su canone di questa gara, su organizzazioni di questa gara, Re Nuoresa questa seconda puntata e questa terza adesso proprio a pizzo del mutto. E
sì, sì, in sa prima puntata, e più che sa trasmissione fate a regione, a pizzo de su tema de sa puntata, ma si dona sa possibilità di ascoltare. Canto proprio come esempio umano e arte di questa arte e ricchezza che teniamo su nostro in su canto sardo. E dunque, devo ma volli torrendi grazie a Tore Carboni, a Nino Manca, a tutte queste persone che hanno traballato poi questa puntata e i cantatori sì, con Antonio Porco, con Gianni Denanni, con sa chitarra di Tore Mazzau, Susono, sa fisarmonica de Salvatori Vodda, devo domandare, può piacere ai cantatori si vogliono serrare con due canti, mancai classico, o te pensavo de vai, perché sul microfono, ci si contai bene, pure del suo canto, sicuramente io questionavo della poetica del suo canto, mancai si nada, tu Gianni e ta sa fa, che ricominciano? Ma adesso ho pensato di fare, tanto pro, si chiede Sarrino, che si buisi, di fare una disisperata sopra l'amistade. Ah, che è il suo sentito più importante, pure più dell'amore. Più dell'amore. Che se sincero dura fino a morte, non finisce mai. L'amistade, Antoni... Una disisperata, invece Antoni? Per fare che non va diesis. Non va diesis. Sì. Torrendo a suo conto che va diesis fia uno dei canti, su canto nuovo, potevo andare. E dunque ascoltavo questa bella voce, questo suono, e a posato si do grazie se si tiene pregeri, questa puntata che da venni, sempre in Radio Televisione Sarda, dunque su canali 79, grazie a questo progetto Imprentas della regione e grazie a Produzioni Sardegna, che è posto un pari e tutte queste fainas, fai questa trasmissione, noi ti do grazie e poi si salutiamo con questo due bello canto della gara. Sì che sono cantante, rosa e terra che dormita. Sì che sono cantante, rosa e terra che sì che sono cantante, rosa e terra che dormita. Sì che sono cantante, rosa e terra che dormita. Sì che sono cantante.
Nasa amistade esa cosa più rara chi ti potrà capitare in sa vita. Quando un amico lui desincara de penas e tristuras ti olvida. Sa amistad esa cosa più rara ti ti potrà capitare e negando un amico lui desencara de penas e tristuras ti olvida, con isso dire crease confida e vivasa esas horas a buscar e vivasa esas horas a buscar a As amistades su sentido vivo y forte, si sincero dura fins a morte, se sincero dura da fins a fins a morte.